essere. Tragedia nella notte a San Giorgio in Bosco, nel Padovano, scontro frontale tra un camion e un'auto. Muoiono 2 giovani di 22 e 23 anni, grave un altro ragazzo. I nonni di Lorenzo, morto insieme a papà e mamma nella Solfatara di Pozzuoli, sono volati in Campania per riabbracciare il piccolo rimasto orfano. Papà ti amo e ti perdono, è il messaggio di Alisson dall'ospedale, accoltellato dal padre al culmine di una lite. Il 24enne si sta riprendendo. Era scomparsa dal tardo pomeriggio di lunedì, il suo corpo ritrovato ieri nell'auto. È giallo sulla morte di una 50enne a Monteviale, Vicenza. Primo giorno di asilo e subito test per l'obbligo vaccini, tanti bimbi esclusi dalla selezione che stamattina veniva effettuata all'ingresso, pianti o la gioia di tornare a casa. 70 milioni di euro in commesse non pagate, il probabile stop nei lavori del Mose che riassegna le gare, la Mantovani annuncia il licenziamento di 100 dipendenti. Gaia Visentina è ancora l'orgoglio della Marca, la 16enne trevigiana per la 3ª volta consecutiva è campionessa europea di kickboxing, dolce ma spietata sul ring. Buongiorno, ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antena 3, la nostra prima edizione è il racconto della mattinata. Molte novità come avete sentito, e cominciamo dal terribile schianto di questa notte nel Padovano a San Giorgio in Bosco. Hanno perso la vita 2 giovani di 22 e 23 anni ed è in gravi condizioni un altro ragazzo. 2 giovani sono morti e un terzo in fin di vita in un gravissimo incidente stradale tra un'auto ed un camion avvenuto in nottata lungo la Val Sugana a San Giorgio in Bosco. A perdere la vita Chiara Maschio, 21enne studentessa universitaria di Bassano del Grappa, e Filippo Miotti, 23enne padovano, residente a Marostica. Al loro arrivo i sanitari del SUEM non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Un terzo giovane che si trovava a bordo dell'auto, un ragazzo di 24 anni, anche lui di Marostica, è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale di Padova. Le sue condizioni sono molto gravi, illeso il conducente del camion. L'automobile in cui viaggiavano i 3 giovani in direzione Bassano del Grappa e il camion che trasportava Pollame si sono scontrati frontalmente attorno alle 2 di notte. La prima a lanciare l'allarme è stata una residente svegliata dal forte boato provocato dallo scontro. Immediati i soccorsi. Le squadre dei vigili del fuoco di Cittadella e Padova sono intervenute anche con l'autogru per la messa in sicurezza dei mezzi. Operazioni che si sono concluse alle 8 del mattino. I carabinieri hanno effettuato i rilievi del sinistro, mentre la polizia stradale ha assicurato la viabilità della strada. Ora la terribile tragedia della famiglia Di Meo, lo ricorderete, ieri precipitata nella Solfatara a Pozzuoli. Aperta l'inchiesta, disposta l'autopsia sui corpi di padre, madre e figlio di 11 anni, scoppia la polemica sulla sicurezza in zona a Pozzuoli e intanto a Meolo si attende il ritorno del piccolo di 7 anni rimasto orfano, l'unico superstite, lo sapete, di questa tragedia. Ieri sera ha riabbracciato i nonni. Come reagirà in futuro, perché il problema è soprattutto quando riuscirà ad avere la consapevolezza, avrà realizzato quello che è accaduto. Il pensiero al piccolo Alessio, il bimbo di 7 anni, unico superstite della tragedia. In una Meolo ancora sconvolta si attende di sapere il futuro del piccolo. Ieri sera è stato affidato ai nonni paterni, giunti in Campania nelle ore più drammatiche della loro vita, dopo aver appreso che Massimiliano Carrer, la moglie Tiziana e l'11enne Lorenzo erano stati inghiottiti dal cratere della Solfatara di Pozzuoli. Il piccolo di 7 anni, soccorso subito dopo la tragedia da alcuni turisti presenti e dalle guide del cratere e rifocillato dal gestore del bar Solfatara, ha atteso l'arrivo dei nonni con i responsabili dei servizi sociali del comune di Pozzuoli ed è stato assistito da una psicologa. I nonni del piccolo sono atterrati all'aeroporto di Capodichino in tarda serata ad attenderli il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, che li ha accompagnati in un albergo cittadino dove hanno potuto riabbracciare il nipotino. I Carrer si tratterranno a Pozzuoli, il tempo necessario per espletare le pratiche burocratiche e il riconoscimento delle salme trasferite da ieri pomeriggio al Policlinico di Napoli per l'esame autoptico disposto dal magistrato che conduce le indagini. Un esame per stabilire di che cosa sono morti madre, padre e figlio precipitati nel cratere. Per gli esperti le esalazioni di anidride carbonica sono state letali. In realtà c'era poco tempo per salvarli a quanto pare, però questo è da vedere, ormai stanno facendo le indagini. Il cratere della Solfatara è un'area che da tempo appunto viene frequentata dai turisti e
e ci sono zone stabili e sicure, altre zone che invece sono recintate appunto perché presentano alcuni rischi connessi sia all'instabilità sia alla presenza di gas. L'accesso, lo conferma il personale della Solfatara, era vietato al pubblico nell'area della cosiddetta fangaia e il divieto, oltre che dai cartelli, era segnalato da una staccionata unita da reti. Ma in queste ore è polemica su questi limiti troppo facilmente valicabili. Intanto a Meolo si pensa anche alla nonna materna che si trova qui, con seri problemi di salute, ed ora costretta a questo pesantissimo fardello. La nonna stravedeva per i nipoti che veramente erano la sua vita, erano la sua gioia, i due nipoti. Adesso non so come potrà reggere questa situazione che è terribile. E poi l'incidente ieri sera a Mira, un'auto che finisce nel canale si incastra sotto le chiuse di Malcontenta, muore un turista 72enne. La chiamata alla centrale operativa dei Vigili del Fuoco poco prima delle 20:30. I pompieri si sono precipitati in via Malcantona a Mira per quella che era stata segnalata come una moto finita sotto le chiuse di Malcontenta. Le squadre di Mira e Mestre, intervenute con l'autogru e sommozzatori, hanno invece appurato che si trattava di un'auto. I sub hanno faticosamente lavorato per far riemergere il mezzo dalle acque. All'interno il corpo senza vita di un turista austriaco 72enne. Le ricerche sono poi proseguite per escludere il coinvolgimento di altre persone nell'incidente. Fortunatamente si è appurato che l'uomo era solo. Una nutrita folla si è radunata lungo le rive del canale per assistere alle operazioni di recupero. Alla scoperta del cadavere un mormorio di sconforto si è diffuso tra i presenti. Sul posto anche i carabinieri che hanno rilevato sull'argine le tracce della frenata. Chiarissima la traiettoria disegnata dai segni dei pneumatici. Il turista aveva perso il controllo del mezzo finendo in acqua in un tratto che più volte era stato segnalato dai residenti come pericoloso per la mancanza di barriere tra il fiume e la carreggiata. Ora il tentato omicidio di Oderzo, il 24enne ex rugbista Ellison rinchiuso, sapete, ricoverato nell'ospedale dove è stato operato. Proprio da lì, a poche ore da quell'accoltellamento, da quella coltellata che gli ha inferto il padre al culmine di una lite, scrive un lungo post. A papà dice: ti perdono e ti amo. Ti penso, papà, e penso a cosa tu possa pensare di te stesso e cosa pensi di ciò che è successo. Io ti ho già perdonato e lo farò sempre perché ti amo per tutto ciò che hai fatto per me. Le parole consegnate a Facebook sono quelle di Ellison Gobbo, il 24enne, ferito 2 sere fa con una coltellata dal padre Daniele a Oderzo. L'avrebbe fatto per difendersi da una violenta aggressione il genitore, rinchiuso ora in carcere a Santabona con l'accusa di tentato omicidio. Ellison sarebbe rientrato quella sera vistosamente alterato, forse dall'alcol. Il padre l'avrebbe rimproverato, tra i due è scoppiata una lite che dalle parole è passata alle mani. Il culmine in cucina, quando il ragazzo avrebbe afferrato al collo il padre stringendo forte il 60enne ferroviere in pensione che avrebbe reagito per paura afferrando la lama e colpendo il giovane all'addome. Condizioni inizialmente gravi per il ragazzo, poi gli interventi al cafoncello e la situazione che è andata via via migliorando. Ormai sono fuori pericolo e sto bene, scrive Ellison, ex rugbista molto conosciuto anche a Treviso per aver lavorato come barista al Toccai di Piazzetta Lombardi. Come famiglia stiamo attraversando il momento più difficile della nostra vita e spero di superarlo assieme tutti e tre. Un pensiero, conclude, va a mio padre che un carcere non l'ha mai visto. Questo dunque è la cronaca delle ultime ore e poi ci spostiamo nel Vicentino dove una donna scomparsa dal tardo pomeriggio di lunedì è stata ritrovata cadavere nella sua auto. È giallo dunque su questa morte, ci aggiorna in diretta Vanessa Banzato. Vanessa. Sì, buongiorno dalla redazione di Vicenza. È giallo sulla morte di una donna, un'età parente sui 50 anni, il cui corpo senza vita è stato rinvenuto ieri sera a Monteviale. Il cadavere era riverso sul volante all'interno di un'auto. Sul posto i carabinieri di Valdagno e i sanitari del SUM. Quando i medici sono giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna. Non si capisce ancora cosa possa aver provocato la morte. Dalle prime indiscrezioni sembra che la cinquantenne abbia fatto perdere le sue tracce allontanandosi da casa ancora lunedì pomeriggio. Da allora di lei più alcuna notizia. Fino al macabro ritrovamento di ieri i carabinieri stanno cercando di ricostruire gli ultimi suoi spostamenti per risolvere quello che ad ora è un vero e proprio mistero. Per il momento è tutto, ricevo la linea allo studio. Vanessa Banzato da Vicenza, e intanto non si conoscono i contorni
di una scelta fatale per un 24enne di origini trevigiane. Da circa un anno era arruolato nell'esercito francese, al lavoro tra l'altro al confine con l'Italia, ha scelto di spararsi. Un militare trevigiano si è sparato un colpo con il fucile in dotazione. Il giovane, 24 anni, si era arruolato oltre un anno fa nell'esercito francese, dove svolgeva il servizio di pattugliamento dell'operazione Sentinelle, una vasta attività antiterrorismo condotta dalle forze armate transalpine in tutto il territorio francese. Ieri la tragedia: il ragazzo si trovava con il plotone impegnato in una perlustrazione nei pressi della località Fanghetto, a poche centinaia di metri dal confine con l'Italia. Secondo alcune testimonianze, ad un tratto si sarebbe allontanato dai colleghi, poi ha rivolto l'arma contro se stesso ed ha fatto fuoco. I commilitoni, sentito il colpo, sono accorsi subito sul posto dove hanno trovato il giovane trevigiano a terra esanime. Quelle che vengono effettuate da nostri soldati, ha spiegato ieri il colonnello delegato dipartimentale delle Alpi Marittime, sono missioni difficili, ma le condizioni di vita sono buone e non minano il morale della truppa. Il 24enne, che apparteneva al secondo reggimento straniero di San Cristol, non avrebbe dato nessuna avvisaglia della tragedia, non era depresso né aveva dato segni di sofferenza. Sull'episodio indaga la procura di Mentone. E poi il primo giorno di scuola, tanto atteso soprattutto per gli asili, vedere come va con l'obbligo vaccinale. Questa mattina noi c'eravamo al suono della campanella in un istituto del Trevigiano, in particolar modo. È andata così. Anche lui non può entrare perché non ha consegnato in segreteria la copia. No, deve consegnare in segreteria la copia delle vaccinazioni. Per te la scuola finisce qui. Fosse tutto un grande show televisivo, questa potrebbe essere la formula spietata per i piccoli rimasti fuori stamattina al suono della campanella. Vuoi venire a scuola, amore? Ho capito. Adesso piangi perché vuoi venire a scuola. L'anno scorso piangevi perché non vuole. Primo giorno per le scuole d'infanzia, questa è la Andersen di Treviso. Sì. Guarda, i miei bambini tutti e tre sono stati vaccinati. Sì. E riguardo a questa procedura cosa ne pensa? Va bene, va benissimo. C'è chi può e chi non può, i piccoli non capiscono, forse si sentono esclusi dal gruppo e non per tutti restare a casa un giorno in più è una gioia. Lei sapeva che doveva vaccinare il bambino? No, non lo so. Non lo sapeva? No. Adesso lo vaccinerà? Marito parlare dopo io con fame. Mamma non sapeva che bisognava portare una carta. Vieni. Tutti in coda, fuori c'è la selezione per il controllo documenti, in regola o meno con le vaccinazioni e le autocertificazioni. Sono un medico, quindi più convinta di così, ho fatto vaccinare entrambi i figli e non ci sono dubbi sul beneficio. Ecco, può entrare. Ok. Oggi stai con papi, va bene? Ciao, buongiorno. Ok. Io accetto tutti, basta che abbiano la documentazione al posto. Nel computo che abbiamo fatto vediamo se vengono, ci sono persone che non sono a posto, ecco ancora. Allora avranno tempo qualche giorno per sistemare? Possono farle quando vogliono, basta che lo facciano. Se non lo fanno non possiamo accettarle, è tutto qua. Nessuno manda via, nessuno gli porta via il posto. E lui della maestra Maria Teresa? Maria Teresa? D. Ecco, potete entrare, grazie. Così altri problemi invece in altri istituti, dove anche i genitori che avevano vaccinato i propri bimbi sono stati costretti a riportarli a casa perché non avevano presentato la documentazione. Seguiremo ovviamente poi nel corso dei nostri telegiornali questa sera a partire dalle 18:30. C'è la notizia dell'ultima ora perché è stato arrestato dai carabinieri l'uomo che questa mattina ha aggredito la moglie a San Martino Buonalbergo in provincia di Verona colpendola con un'accetta. È un ghanese di 59 anni che è stato portato in caserma, sarà il magistrato a formalizzare l'accusa di tentato omicidio. L'uomo è in Italia da una ventina d'anni, era noto per problemi di alcol, lo scorso agosto erano culminati con il suo allontanamento da casa questi problemi. Conosciamo la famiglia, la situazione, ha detto il sindaco di San Martino Buonalbergo De Santi. Quella famiglia ha 3 figli, nel 2009 è seguita dai servizi sociali, nel 2013 dopo che il padre era rimasto senza lavoro era stata ospitata con un provvedimento d'urgenza in un alloggio Ater. L'amministrazione comunale, ha aggiunto, è sempre stata di sostegno per le bollette e le spese scolastiche.
Ora i vigili del fuoco che sono tornati al lavoro a Cortina d'Ampezzo, lo vedete ad Alverà, per la rimozione di materiale dall'alveo del torrente Bigontina dopo la segnalazione di alcuni residenti che avevano evidenziato l'innalzamento del livello del corso d'acqua con il rischio di tracimazione. I vigili del fuoco sono intervenuti da Cortina, Belluno e con i volontari di San Vito hanno lavorato con un escavatore per la rimozione del materiale dall'alveo del torrente. Ricorderete la tragedia in quel sabato, nella notte tra venerdì e sabato di inizio agosto, con una vittima dopo appunto l'esondazione del Bigontina. Ora il maltempo che ha colpito duramente nelle ultime ore a Bibione, allagamenti. Da via delle Costellazioni a via Andromeda e viale Aurora. In meno di 24 ore dalle forti piogge che hanno mandato sott'acqua la stessa zona, il centro di Bibione è stato nuovamente colpito dal maltempo. In un'ora sono caduti 75 mm di pioggia. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, volontari e polizia locale, perché la rete idrica, già in ginocchio per le precipitazioni di domenica sera, è andata nuovamente in tilt. Gravi disagi anche in via Maia, la strada del pronto soccorso e dei carabinieri. In 2 ore sono caduti 44 mm di pioggia. Allagamenti segnalati anche nell'entroterra del comune di San Michele a Cesarolo, dove la piazza del paese è stata chiusa al traffico. Al lavoro i vigili del fuoco del distaccamento di Portogruaro. La perturbazione era stata annunciata da una nuova allerta meteo emanata dalla Regione Veneto nel pomeriggio di lunedì. Carlo Maria Maggi, mandante della strage di Brescia del 1974, ora la Cassazione ha depositato le motivazioni appunto di questa sentenza. È in diretta da Venezia Tiziana Bolognani. Tiziana. Sì, buongiorno, e proprio come hai detto tu sono state depositate le motivazioni della sentenza dello scorso 20 giugno di condanna all'ergastolo per la strage di Piazza della Loggia a Brescia del 28 maggio 1974, per la quale sono stati riconosciuti colpevoli Carlo Maria Maggi, leader di Ordine Nuovo, e Maurizio Tramonte, ex fonte Tritone dei servizi segreti e partecipe al piano stragista. In Piazza della Loggia morirono 8 persone e 102 rimasero ferite. La Suprema Corte ribadisce le responsabilità dei protagonisti dell'atto terroristico, nessun dubbio sul ruolo di mandante di Maggi. Il compendio probatorio acquisito nei confronti di Maggi non lascia alcun spazio per dubitare del suo ruolo organizzativo, sul quale convergono non solo le dichiarazioni accusatorie di Tramonte e di Giglio, ma tutti gli altri elementi indiziari. Anche la partecipazione di Tramonte risulta incontroversa e lui stesso, scrive la Suprema Corte, ad aver ammesso di aver partecipato a una pluralità di riunioni nel corso delle quali Maggi aveva illustrato ai presenti le proprie teorie eversive e gli sviluppi stragisti che ne sarebbero derivati. Tramonte, 65 anni, è in arresto in Portogallo. In autunno dovrebbe svolgersi l'udienza per l'estradizione. La pena di Carlo Maria Maggi invece è stata commutata in detenzione domiciliare a Venezia a causa delle gravi condizioni di salute dell'uomo, che oggi ha 82 anni. È tutto, a voi. Grazie a Tiziana Bolognani. Tragedia questa mattina a Ponte nelle Alpi, attorno alle 7:25, uno studente di 15 anni è stato travolto da un treno diretto a Belluno. Il minorenne si sarebbe lanciato sotto il convoglio, 2 militari che viaggiavano a bordo di questo stesso treno e la Polfer sono subito intervenuti. La vittima probabilmente si stava recando a scuola, aveva lo zaino con i libri in spalla, non si conosce l'identità del giovane che ha 15 anni. I vigili del fuoco al lavoro stanotte per l'incendio di un magazzino per mezzi agricoli a Selvazzano Dentro nel Padovano. Si sono concluse in nottata, al termine di 5 ore di lavoro, le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza di un deposito di mezzi agricoli nel quale era divampato un incendio. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire con 2 squadre in via Don Bosco a Selvazzano per spegnere le fiamme della struttura in lamiera, dove all'interno si trovavano anche delle bombole. 2 sono scoppiate durante il rogo. Pesanti i danni al magazzino. Le cause dell'incendio sono ora al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Ci fermiamo per qualche istante e poi parleremo della Mantovani che annuncia licenziamenti. Torniamo in diretta con la nostra prima edizione. Il gruppo di aziende che fa riferimento alla Mantovani e lavora alla costruzione del Mose vede in pericolo le proprie commesse, molte devono ancora essere pagate, ci sono a rischio 200 posti di lavoro, 100 licenziamenti già annunciati.
Da anni il gruppo Mantovani lavora per la realizzazione del Mose, le dighe mobili di Venezia, ma all'indomani dello scandalo Tangenti i commissari del Consorzio Venezia Nuova, d'accordo col Ministero, hanno di fatto revocato le commesse a molte aziende impegnate nell'opera per far ripartire in pratica tutto da zero. L'affidamento dei lavori è passato così attraverso gare europee, ma la revoca dei lavori ha messo in difficoltà la società padovana, che ora ha problemi occupazionali. Quei 70 milioni circa di commesse non pagate si trasformano infatti in 102 procedimenti di licenziamento avviati, 102 dipendenti che erano già in cassa integrazione ma che ora rischiano di perdere definitivamente il posto di lavoro. Come se non bastasse, se dal Ministero non arriveranno segnali confortanti sul pagamento dei lavori, in parte già eseguiti, l'azienda potrebbe far partire la procedura per altri 100 esuberi. Intanto la vicenda è finita davanti al TAR e la Mantovani sostiene di avanzare anche 40 milioni per lavori già eseguiti nel Mose, 20 per mancati collaudi e 10 per l'Expo di Milano. L'azienda ha puntato molto in questi anni sui lavori all'estero, specie in Africa, ma il blocco delle opere in Italia e i ritardi nei pagamenti mettono dunque a rischio 200 posti di lavoro. Avevamo anticipato nei giorni scorsi l'iniziativa da parte di alcuni consiglieri regionali in merito all'accoglienza ed è scontro istituzionale tra prefetture e una parte del Consiglio regionale per quanto riguarda appunto l'esatto numero dei migranti da accogliere o meno, il sistema SPRAR, i richiedenti asilo e rifugiati nel territorio veneto. Sentiamo i consiglieri regionali. 2 mesi fa abbiamo chiesto ai 7 prefetti del Veneto dei dati relativi al fenomeno dell'immigrazione in Veneto. Abbiamo chiesto quanti migranti arrivano, quanti vengono decretati illegalmente presenti sul territorio e quanti sono i rimpatri. La triste novità che comunichiamo è che non abbiamo ricevuto nessuna risposta, nessun dato da nessuna prefettura ci è stato fornito. Duro attacco alle prefetture da parte degli esponenti del centrodestra veneto. È grave la mancanza di collaborazione tra le istituzioni, affonda il capogruppo in regione Stefano Casali. Informazione equivale democrazia e in questo caso è mancato totalmente il passaggio. Noi non volevamo fare polemiche o dietrologie varie, ma crediamo, essendo le prefetture che hanno questi dati, che questa richiesta fosse più che legittima e più che normale per un gruppo politico che in questa regione, su questo territorio, deve anche proporre delle azioni legislative migliorative di un fenomeno. Se 3 consiglieri rappresentanti del popolo hanno queste difficoltà, insiste Casali, ci domandiamo quali ostacoli debba affrontare un semplice cittadino per ottenere dati che dovrebbero essere di dominio pubblico tramite i siti delle prefetture. Chiederemo che sia Zaia in persona come rappresentante di tutti i veneti a chiedere questi dati, solleciteremo anche il Capo dello Stato, il Primo Ministro e il Ministero degli Interni da cui le prefetture del Veneto dipendano per vedere se come cittadini e come rappresentanti eletti abbiamo diritto ad avere questi dati. Dai migranti invece all'autonomia se ne è parlato ieri sera 20:10, 2 fronti, quello del consigliere regionale Sandonà della Lega Nord e Azzalin del PD che ha appena depositato, come sapete, un esposto alla Corte dei Conti. La Regione ha posto 8 provvedimenti nei confronti dello Stato centrale dal 2001, da quando è stata passata la riforma costituzionale che ha previsto le modifiche con l'articolo 116 e 117, ha fatto 8 atti ufficiali nei confronti dello Stato. Lo Stato italiano dal 2001 non ha dato una sola competenza a una regione ordinaria, questa è la realtà. Questa è la realtà. Se non c'è un referendum che fa da molla nei confronti di questa regione, la spinta fondamentale, non avremo mai questa forza. Che ci sia una forte spinta anche autonomista nelle genti del Veneto, questo è un dato che c'è, però ragionare in termini assoluti, io voglio tutto perché in assoluto sono migliore, senza entrare nel merito delle varie materie, se è meglio gestirle a livello regionale e se noi siamo migliori dello Stato o viceversa, se a determinate materie per la loro caratteristica è meglio gestirla a livello nazionale, penso per esempio all'energia, penso per esempio ad alcune questioni legate all'ambiente, penso ad alcune questioni insomma anche di pianificazione più complessiva. Allora queste questioni qua devono essere gestite gioco forza a livello nazionale. Allora vogliamo entrare nel merito, perché che il Veneto sia migliore in assoluto nel gestire tutti i settori della banca amministrativa è un luogo comune che fa pugni con la realtà.
Occhi verdi, uno sguardo dolce ma è determinata. Gaia, 16 anni, di Pederobba, è trevigiana ed è per la terza volta consecutiva campionessa europea di kickboxing. Gaia Visentina è per la terza volta consecutiva campionessa europea di kickboxing. La 16enne di Pederobba, studentessa al liceo linguistico di Montebelluna, anche quest'anno ha fatto centro, trionfando ai campionati europei di Skopje in Macedonia nella categoria 60 kg juniores. Non pensavo in realtà di avere questo grande successo, anche perché ero appena passata nella categoria maggiore e quindi è stata una sorpresa per me e sono molto felice di questo. Occhi verdi, capelli biondo cenere, uno sguardo che ispira dolcezza. Forse anche per questo i suoi genitori da bambina l'avevano avviata alla danza classica. Solo che dopo, siccome ero abbastanza vivace, mia mamma mi ha portato ad avvicinarmi a questo sport e fin dall'inizio mi sono proprio innamorata. Oltre ad essere uno sport mi serve anche nella vita di tutti i giorni, perché comunque mi ha insegnato a mantenere la calma nelle situazioni più difficili e più dure, e comunque appunto mi sfogo e magari a casa sono più tranquilla. Ho un'arma, ovvero il mio corpo, e quindi anche i miei genitori sono abbastanza tranquilli quando esco da sola. I 3 titoli europei, 9 italiani e il sigillo mondiale del 2016. Ora l'obiettivo di Gaia è per il 6º anno la nazionale, poi dice l'ingresso nella squadra sportiva dell'esercito. E se non riesco vediamo dove mi porterà appunto questo sport. Comunque vorrei continuare sempre con questo sport e vediamo dove mi porta. Così Gaia Visentin è quasi tutto, vi ricordiamo soltanto la possibilità di segnalare quel che non funziona, troviamo insieme una soluzione, lo dico ad Antenna, redazione @antenna3.it, telefono 0422 023 0898, un sms o un messaggio WhatsApp al 351 1755 340. Vi ricordo anche gli ospiti delle nostre trasmissioni oggi, tra poco c'è ore 13, si parlerà dell'incubo del meteo e delle grandi piogge anche nell'ultimo periodo e tutela del suolo. Ci sarà l'ex sindaco di Conegliano Floriano Zambon, il geologo Fabio Ferrati e Rolando Brugnaro, che è un volontario di protezione civile. Questa sera 20:10 invece sullo sviluppo economico e le imprese, con l'assessore allo sviluppo economico del Comune di Treviso Paolo Camolei e l'imprenditore Pierangelo Bressan, presidente della Garmont International. È tutto, ora le previsioni meteo, ci rivediamo alle 18:30. Buona giornata. Torna stabile il tempo sulle nostre regioni, precipitazioni quasi del tutto assenti. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto torna il bel tempo soleggiato e stabile, giornata dunque all'insegna del sole dominante ovunque, salvo qualche velatura alta sui settori alpini. Temperature massime comprese tra i 19 e i 25 gradi circa, valori minimi attesi tra i 7 e i 13 gradi. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui avremo un deciso miglioramento del tempo, sarà dunque una bella giornata soleggiata e stabile ovunque, salvo poche nubi sparse. Temperature massime sui 21-23 gradi, minime attese invece tra gli 8-11 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, anche qui il tempo migliora con un ampio soleggiamento ovunque, un po' più di nubi sparse sui rilievi dell'Alto Adige. Le temperature massime risultano essere in lieve aumento, comprese tra 23 e 26 gradi, minime invece in calo, attese sui 7 gradi circa. Il mare sarà generalmente poco mosso e i venti saranno moderati meridionali. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci.